Stava facendo acquisti in un centro commerciale a Piombino Dese quando è stato fermato dai carabinieri di Castelfranco che erano sulle sue tracce. È stato così arrestato Emanuele Garbin, 48 anni, da tempo irreperibile dopo la condanna divenuta esecutiva a quasi 6 anni di reclusione per reati di furto aggravato, ricettazione, riciclaggio, danneggiamento, detenzione e porto di materiale esplodente. L'uomo faceva parte della banda responsabile di diversi colpi a sportelli, bancomat e postamat commessi nel Triveneto ed in Emilia-Romagna nell'estate del 2019. La banda, specializzata in assalti con l'uso di esplosivi che avevano fruttato ingenti bottini, era stata disarticolata in seguito ad una lunga e complessa indagine dei carabinieri di Treviso, Padova e Bolzano, coordinati dalla Procura di Padova. Sulla testa di Garbin pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia per l'espiazione di una pena di quasi 6 anni di reclusione. Al momento della cattura l'uomo non ha opposto resistenza, è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Padova.